lunedì 13 aprile, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Buongiorno da Luca Ciliberto. A Catania il Salone dell'Orientamento Universitario, da oggi fino al 17. Più tardi Claudio Fava presenterà il suo nuovo romanzo Non ti fidare. E infine, in collegamento in diretta da Palermo, scioperi, mobilitazioni e polemiche per il numero esiguo di ispettori del lavoro dopo la morte dei 2 operai caduti dalla gru. Intanto le notizie: Ragusa, 11 mesi di attesa per la colonoscopia, nonostante un referto preoccupante venuto fuori durante un esame di screening. Rete Civica, articolo 32, questa è l'organizzazione, punta il dito sull'azienda sanitaria per queste lunghe attese, la quale si difende e sostiene che nella prenotazione sarebbero state seguite le procedure corrette. Vediamo. Una colonoscopia dopo 11 mesi a seguito di un test di screening risultato positivo. L'ASP di Ragusa respinge le accuse sulle lunghe attese e sostiene che il caso segnalato dalla Rete Civica articolo 32 non rientra nello screening ufficiale e che le procedure corrette non sarebbero state seguite da parte del paziente. L'azienda precisa che quando un test di screening risulta positivo, il paziente viene preso in carico direttamente dai servizi competenti e richiamato per la colonoscopia, senza necessità di ricette o prenotazione al CUP. Quanto alla prescrizione con priorità breve, l'ASP ricorda che la normativa consente al cittadino di attivare i percorsi di tutela per ottenere la prestazione entro i tempi istituzionali, una possibilità che nel caso specifico non risulta essere stata richiesta. Ricordiamo che il paziente in questione aveva effettuato 3 prelievi, tutti con stesso esito positivo. Da qui la prescrizione di una colonoscopia urgente da parte del medico curante. La Rete Civica, articolo 32, dichiara però che dal 18 marzo ad oggi non è pervenuto alcun segno di riscontro al percorso di tutela. Resta quindi aperto il confronto che riporta al centro il tema dei lunghi tempi d'attesa e dell'efficacia dei percorsi di prevenzione oncologica, aspetto importante ma anche problematico della sanità a Ragusa. A Palermo oggi, tra scioperi e assemblee dei lavoratori, la Procura nominerà i periti che dovranno verificare i luoghi, i mezzi dove è successo l'incidente sul lavoro venerdì scorso, quando una gru è precipitata, come sapete, uccidendo 2 operai. Vediamo. Resterà per il momento chiuso il tratto di via Ruggero Marturano a Palermo, teatro del drammatico incidente sul lavoro costato la vita a 2 operai. La procura ha disposto il sequestro dell'intera area e della gru sul cui cestello stavano lavorando il rumeno di 51 anni e il tunisino di 41 rimasti uccisi nella caduta. Le perizie tecniche si devono svolgere in loco, la gru non può essere spostata per il momento, bisognerà capire perché il braccio meccanico si sia piegato lasciando precipitare il carrello con gli operai sulla tettoia del gommista sottostante. Un volo di 10 piani. Sulle transenne che recintano l'area dell'incidente, la famiglia del tunisino ha portato fiori ed un lumino. Dujou, così lo chiamavano tutti, lascia la moglie Laura e 2 bambini di 3 e 7 anni. Chiede giustizia e contesta la ricostruzione investigativa in base alla quale suo marito fosse in nero la moglie dell'altro operaio di origine romena. L'uomo di 51 anni lavorava per questa impresa da anni e senza mai un problema, racconta la donna. Ma gli investigatori non trovano traccia di iscrizione dei lavoratori a nessuna delle casse edili e l'impresa non aveva dichiarato l'avvio del cantiere avvenuto 2 settimane fa per il rifacimento dei sottobalconi dell'attico di un palazzo. In realtà, secondo la ricostruzione e la documentazione, l'impresa non dichiarava apertura di cantiere fin dal 2016. Ma le indagini sono appena iniziate, su tutti questi aspetti bisognerà fare chiarezza, cominciando dal posizionamento della gru, forse troppo lontana rispetto all'area dell'intervento, sulle condizioni della manutenzione del mezzo, sul rispetto delle condizioni di sicurezza e sui contratti di lavoro delle 2 vittime. Naturalmente tra poco vedremo che cosa dicono i quotidiani di oggi su questa vicenda e su tutte le altre di cui ci occupiamo. Intanto a Catania si scoprono gare di tiro al piattello a 50 metri dall'ospedale Garibaldi Inesima. L'azienda ha informato le autorità, ma naturalmente tutto risulta ufficialmente autorizzato.
Gli spari a ripetizione, piattelli che si frantumano e colpi che sbattono sul metallo, che genera altro rumore. Non siamo in aperta campagna, ma in piena città. Catania è a ridosso del Garibaldi ennesima. Il poligono itinerante e l'ospedale separati soltanto dalla strada, e la spianata che vedete è esattamente di fronte ai padiglioni che ospitano i malati terminali, oncologici e pediatria. È assordante il rumore che arriva fin dentro ai reparti, che ovviamente disturba riposo e quiete. Dentro la stanza si sentono gli spari. Diciamo che sono stati abbastanza fastidiosi, soprattutto per la degenza e tutto il resto. L'ospedale dovrebbe essere un luogo di cura, ma soprattutto di riposo e di quiete. E di serenità, esatto. Diciamo che un po' le cose non si sposano perfettamente, ecco. Non è il luogo adatto. Stranamente hanno dato l'autorizzazione a fare questo tipo di... Ecco, abbiamo sentito un colpo in diretta. Esatto, sì, l'abbiamo sentito. Lei cosa ne pensa? Secondo me da ogni ospedale non sarebbe il caso di fare un'attività di questo tipo. Un rumore assordante di metallico, ma chi l'ha autorizzato? Io vorrei capire chi è che l'ha autorizzato. Chi invece arriva in ospedale per far visita è subito attratto dal rumore, che si sente anche durante le nostre interviste. Anche noi ci siamo chiesti che cosa stesse succedendo, poi ci siamo informati e c'è un tiro al piattello, mi pare. Stanno sparando. Vicino a un ospedale trovo che sia indecoroso. Secondo le nostre informazioni, la direzione sanitaria dell'ospedale Garibaldi Centro aveva già informato le autorità preposte. Oggi vedremo di approfondire questa storia. Intanto è stata pubblicata la classifica mondiale delle città più felici. Il risultato premia Messina, che risulta la prima città del meridione italiano e la sesta in tutta Italia. Vediamo. Messina è tra le città più felici d'Italia, a dirlo è l'Happy City Index, un progetto che nasce dalla collaborazione tra l'Istituto francese per la qualità della vita e l'inglese Happy City Hub, che nella classifica 2026 colloca la città dello Stretto al 6° posto a livello nazionale. Un risultato significativo. Messina è la prima città del sud in graduatoria e si piazza al 150° posto del mondo su 250 città analizzate. La classifica, elaborata da ricercatori internazionali, valuta la qualità della vita attraverso 64 indicatori, dalla mobilità alla sanità, dall'ambiente all'economia fino al rapporto tra cittadini ed istituzioni. L'edizione 2026 l'ha vinta Copenaghen, seguita da Helsinki e Ginevra. In Italia, davanti a Messina, ci sono città come Bologna, Parma e Milano, ma il dato più rilevante è proprio il primato nel Mezzogiorno, in un contesto nazionale dove nessuna città entra tra le prime 50 al mondo. Un riconoscimento che fotografa una realtà complessa. Da un lato scrivono segnali positivi sulla qualità della vita urbana, dall'altro un margine di crescita ancora più ampio rispetto ai grandi modelli europei. Messina dunque sorride nella classifica, ma la sfida resta aperta: trasformare questi segnali in sviluppo concreto e duraturo per il territorio. Vediamo i giornali siciliani con Luca Ciliberti. Grazie Michele. Allora, cominciamo a sfogliare i quotidiani. Oggi insomma tutto il racconto è ovviamente anche oggi sulle vicende internazionali che catalizzano l'attenzione, però andiamo a vedere nella regione Sicilia che cosa raccontano. Allora, intanto partiamo dal Giornale di Sicilia, quotidiano di Palermo, dove abbiamo parlato dell'incidente sul lavoro, continuano le indagini. Lo scenario della tragedia ricostruito in via Marturano, i dettagli in 3D, quindi tridimensionali. È stata sequestrata tutta l'area, adesso si cerca di capire anche il posizionamento di questa gru che si è praticamente accartocciata su se stessa. Lunghi accertamenti della scientifica sul luogo in cui hanno perso la vita gli operai. Sempre a Palermo, anzi in provincia di Palermo, uno scontro con la moto, morto un ragazzo di 18 anni, giovane di Villabate, si è schiantato su un'auto, è stato ferito un altro minorenne. Tutte queste notizie invece che riguardano appunto la questione del Medio Oriente, lo sport e poi le elezioni in Ungheria le approfondiamo più tardi, leggendo i quotidiani nazionali. Andiamo a vedere un'altra prima pagina, un quotidiano locale, regionale, la Gazzetta del Sud, nelle pagine dello Stretto di Messina. Anche qui apertura dedicata a Trump, al Medio Oriente e alle elezioni in Ungheria.
ma ci sono delle elezioni, insomma c'è un clima elettorale anche a Messina, perché appunto si voterà a maggio per le elezioni amministrative, quindi elezioni a Messina, si scalda il clima tra sondaggi e nodi finanziari, si discute animatamente sul piano di riequilibrio e su dati di Lab 21 che danno Basile, pensate, i sondaggi a più del 50%, quindi 54,4%, ricordiamo Basile è l'uscente. Tra l'altro abbiamo sentito prima un servizio che dava Messina come una delle città più felici del mondo, ovviamente notizia cavalcata dai candidati, soprattutto dal sindaco uscente, quindi a favore della sua ricandidatura. Entriamo dentro il giornale per vedere un po' di notizie siciliane. Abbiamo parlato delle liste d'attesa, del caso shock a Ragusa, una coloscopia per una coloscopia 11 mesi, quasi un anno, un tema che è ricorrente, un esame urgente da effettuare entro 10 giorni per un sospetto tumore, ma il paziente riceve dal CUP dell'ASP di Ragusa un appuntamento per febbraio 2027. L'ASP ha cercato di giustificarsi, ma diciamo, come si dice in questi casi, la toppa è peggio del buco, perché insomma diceva il percorso è stato sbagliato, ma se uno c'ha una ricetta, e l'abbiamo anche fatta vedere nel servizio, di una visita entro 10 giorni, insomma non si può aspettare certo un anno. E infatti diciamo, l'associazione che ha denunciato questo caso dice questo è una vicenda che non è isolata, abbiamo più volte denunciato che il ritardo negli accertamenti strumentali compromette i percorsi di prevenzione e cura, ma i vertici aziendali sono concentrati in tutt'altre faccende e non sempre trasparenti, e qui insomma ritorna la questione legata alle dirigenze della sanità. Ancora restiamo su Messina, perché venerdì è previsto uno sciopero del personale delle navi Blue Jet, quindi potrebbe fermarsi uno dei trasporti sullo stretto. Vi diamo questa notizia che è una notizia di servizio. E ancora restiamo sempre su Messina, anzi in questo caso sulle Eolie, perché arriva questa notizia: le sabbie nere di Vulcano, che erano un attrattore, ormai non esistono più. Sull'isola nasce un comitato, si consuma da troppi anni un fenomeno silenzioso ma devastante, l'erosione costiera, che sta progressivamente cancellando l'arenile della baia, e qua insomma insorgono gli ambientalisti, perché ovviamente dicevamo prima le sabbie nere di Vulcano risultano ancora oggi attrattore turistico, la gente va a visitare proprio le spiaggette nere di Vulcano. Cambiamo quotidiano, andiamo a vedere la Sicilia, eccola qua. Nella prima pagina anche qui notizie internazionali, dicevo di cronaca internazionale, lo stretto di Hormuz, questa è la foto insomma dello stretto più discusso, diciamo più conosciuto, almeno in questo periodo, dove dovrebbe passare tutto il rifornimento del petrolio proveniente dall'Iran e dal Golfo Persico, la sconfitta di Orban in Ungheria, ma noi però accendiamo i riflettori su questo titolo che è dedicato all'Etna. Stagione d'oro. Stagione d'oro è importante perché insomma è stata prolungata, la stagione si sarebbe dovuta chiudere la settimana scorsa, invece è stata chiusa ieri, si pensa già all'estate, quindi l'Etna insomma diventa finalmente anche qui competitivo, motore del turismo di montagna. Taormina, abbiamo visto, sempre al centro di grande attenzione. A proposito di turismo, è stata aperta una delle boutique, dopo Dolce & Gabbana, aperta la boutique Bulgari, quindi anche qui Taormina, capitale del lusso, coniughiamo brand e identità, dice il sindaco, che guarda caso proprio in questo periodo è Cateno De Lucas, che si sta spendendo ovviamente in tutte le campagne elettorali del messinese. Altre notizie che riguardano poi la cronaca nazionale le troviamo sempre in pagina, le approfondiamo dopo nella lettura dei quotidiani. Restiamo sull'Etna. Sull'Etna si è concluso un inverno da incorniciare, questo è il dato. Ora la magia di primavera, sulle piste si registra un più 3% di appassionati, non sono numeri da Dolomiti però per l'Etna sono numeri incoraggianti. In vista della stagione della nuova stagione lusso, ospitalità e buon cibo per attrarre e coccolare i visitatori stranieri,
fra trekking e relax. Sul versante nord, diciamo quello che riguarda Lingua Glossa, le strade di accesso ai crateri si preparano per l'estate, quindi insomma c'è una rimodulazione dell'offerta turistica anche sull'Etna, questo insomma come dire, è incoraggiante. Restiamo sempre nel racconto della Sicilia, andiamo a vedere prima la pagina dedicata a Palermo. A Mondello c'è ancora il tema, diciamo, dell'utilizzo della spiaggia dopo la revoca delle concessioni alla società italo-belga, quindi Mondello tra folla e rifiuti e guerra sulla spiaggia libera, polemiche sulla revoca alla italo-belga, proteste a Romagnolo, siamo stati dimenticati, dicono, leggiamo nel sommario la cronaca di questo primo weekend, diciamo, di spiaggia libera, non solo libera dall'accesso ma libera anche dalle concessioni. Ieri è stata una guerra sui social con i nostalgici della gestione della italo-belga che si sono scagliati contro i sostenitori più convinti della revoca alle concessioni, primo fra tutti il deputato regionale Ismaele Lavardera. Il leader di Controcorrente non ha risparmiato i toni alti nelle repliche, bollando come fake news gli allarmismi sulla sporcizia eccessiva della spiaggia che è stata ripulita dagli operai della Reset, e facendo notare che neppure negli anni passati in questo periodo vigeva la concessione, quindi insomma era già libera in questo periodo allora, quindi è inutile dire che mi accusate. Intanto a Romagnolo, che è sempre lì, il presidente della circoscrizione protesta per le nostre coste, dice non c'è nessun riguardo, pensate solo a Mondello. Restiamo sempre nel racconto della città di Palermo, la tragedia di via Marturano, gli operai, indagini high tech per la dinamica, quindi insomma tecnologia applicata sull'incidente del lavoro costato la vita di 2 operai di 41 e 51 anni. Gli investigatori mettono in campo apparecchiature di alta tecnologia per stabilire con certezza la dinamica della tragedia e l'esatta posizione della gru, grazie alla scansione laser tridimensionale, una ricostruzione virtuale da remoto con precisione millimetrica. Diventa interessante perché è applicata proprio a un incidente sul lavoro. Abbiamo sempre detto, no? Morti di serie B, morti dimenticati, quelli sul lavoro, e in questo caso le indagini della Procura di Palermo vanno avanti. Abbiamo letto su un altro quotidiano questo scontro fatale, la vittima è un 18enne, qui vediamo la foto, Amedeo D'Amico, morto in un incidente stradale tra Misilmeri e Portella del Mare, quindi altro sangue sulle strade. Siamo sempre qui nella prima pagina della Sicilia di Palermo. Andiamo a vedere invece la prima pagina della Sicilia di Catania. Torna l'emergenza rifiuti, strade invase a Trappeto Nord. Qui siamo nella zona, diciamo, tra Anesimo, insomma, la zona nord della città. 4 grandi discariche nonostante i sequestri e bonifiche. La zona è quella di Viale Tirreno, per intenderci, quella diciamo interessata dall'esplosione della fuga di gas qualche mese fa. Qui c'è anche un'intervista al nuovo presidente della Camera Penale di Catania, l'avvocato Tamburino, Camera Penale, il nuovo corso con Tamburino, e poi siccome si vota anche diciamo, nella provincia di Catania, cominciano anche diciamo, gli scontri di campagna elettorale. Qui siamo a San Giovanni della Punta, Forza Italia si divide insomma, su 2 candidati, un medico abusivo invece indagato dalla procura a Caltagirone, in realtà era un medico qui che aveva una laurea diciamo, conseguita all'estero, quindi che non era stata poi diciamo, rimodulata secondo le leggi italiane. E poi ancora diciamo, notizie che riguardano la politica locale e tanta cronaca che troviamo dalle province. Prima di chiudere questa prima parte della rassegna stampa regionale, vi faccio vedere una pagina dello sport, la prendiamo sempre dalla Sicilia, perché stasera gioca il Catania, quindi stasera diciamo, in posticipo, quindi col match del lunedì, il Catania giocherà contro il Crotone. Vincere e blindare il secondo posto, il Catania non può fallire. Alle 20:30 appunto il match a Crotone, la Casertana si è portata a -3 dai rossazzurri, quindi la vittoria diventa fondamentale perché mancano poche gare, ma diciamo, la squadra che è terza in classifica è molto vicina al Catania che è secondo in classifica. Il tecnico Viali rimodula l'assetto di base, Forte tornato tra i convocati, però partirà dalla panchina, e qui un po' di immagini dell'allenamento dei rossazzurri. Ricordo la partita questa sera alle 20:30 contro il Crotone. A te Michele. Grazie
grazie. Allora, questo è lunedì e quindi andiamo a vedere il traffico di inizio settimana a Catania con le nostre immagini in diretta. Vediamo da dove cominciamo, se è via Giuffrida o Tondo Gioeni. Un momento ancora e poi toccherà alle immagini in diretta. Ecco, dovrebbero esserci, qui siamo al Tondo Gioeni, sì, purtroppo sono un po' imperfette. Passiamo alla prossima, casomai. Vediamo, eccola qua, sì. Questa è via Vincenzo Giuffrida e come al solito il traffico del lunedì è piuttosto intenso, come vedete. Poi naturalmente ci sono anche i semafori pedonali che complicano, ma solo per un paio di minuti al massimo le cose, ma direi che il traffico è abbondante ma scorrevole, come si dice in queste occasioni. Cielo piuttosto brutto, qui l'Etna non si vede proprio, questo qui sarebbe l'Etna, non c'è. Vabbè, quindi questa è la giornata che ci aspetta e questo è il tutto visto da Taormina. Splendida Taormina, sfortunati quelli che ci vanno oggi perché la trovano veramente un clima piuttosto infelice. Facciamo una pausa. Poi ci ritroveremo fra pochissimo, state con noi se non siete già col piede fuori di casa e tra poco faremo la rassegna stampa dei quotidiani nazionali con Luca Ciriberti. State con noi, a più tardi. Buongiorno Sicilia, è il momento di dare un'occhiata ai quotidiani nazionali in anteprima con Luca Ciriberti. Grazie Michele. Allora, abbiamo visto un po' dai titoli dei quotidiani regionali, insomma tutto centrato sul racconto della politica estera, da quello che sta accadendo nel Golfo, quindi insomma il blocco delle navi petroliere, lo scontro tra Stati Uniti, Israele e Iran, e le elezioni ovviamente in Ungheria, però già stamattina siamo oltre. Cioè, stamattina andiamo oltre, cioè, leggiamo già stamattina quello che domani leggeremo sulle prime pagine dei quotidiani. Il titolo d'apertura lo prendiamo dall'agenzia ANSA, che è questo. Qua, Trump non contento di tutto quello che ha fatto e che ha detto, adesso se la prende pure col Papa, con Papa Leone. È un debole, Papa Leone, ricordiamo, Papa americano, è un debole, dice il Presidente degli Stati Uniti, ed è pessimo sulla politica estera, ma è quello che dice dopo che rimane indecifrabile, offensivo, non solo offensivo, ma fuori da ogni logica, diciamo, di diplomazia internazionale che non si addice a un Presidente degli Stati Uniti. Leggiamo cosa dice: un attacco senza precedenti in un post fatto su Truth segna una rottura inimmaginabile tra Casa Bianca e Vaticano. Trump dice: se non fossi alla Casa Bianca non sarebbe pontefice, quasi a dire sono stato io il facilitatore di questa elezione, debole sul fronte della criminalità, pessimo in politica estera. Cioè, qua siamo proprio alla ricerca per forza di qualche nemico ogni giorno, insomma veramente delle frasi inspiegabili da parte del Presidente degli Stati Uniti. Andiamo a vedere, non è finito ovviamente, perché poi c'è tutto quello che è successo, diciamo, ieri, che riguarda appunto i falliti negoziati, le trattative che sono andate avanti, lui che ha pronunciato delle frasi importanti, delle dichiarazioni importanti su Hormuz, ed eccole qua, le vediamo dal Corriere della Sera. Trump, falliti negoziati, Hormuz, adesso blocco navale. E l'Iran che non gli dà spazio, perché dice: se voi combattete, combatteremo anche noi. Ricordiamo che lo stretto in questo momento è minato, quindi rischiano ovviamente tutte le navi di passaggio da lì, per questo non si muove per ora foglia. Dopo il fallimento dei colloqui di pace in Medio Oriente, Trump ordina il blocco navale di Hormuz. Con Londra e altri invieremo i dragamine. La minaccia dei Pasdaran, nemici attenti al vortice mondiale. Quindi questo è il clima che si respira diciamo in queste ore. Le foto che troviamo in prima pagina sul Corriere della Sera, chi sono? In alto c'è Viktor Orban, 16 anni al potere, l'autocrate presidente dell'Ungheria fino a ieri, sotto il vincitore Magyar,
che, attenzione, adesso qui poi la spiegheremo anche con la lettura dei quotidiani, diciamo, più smaccatamente politici, era un ex alleato di Orban, quindi anche lui un conservatore, un uomo di destra che diciamo, dopo la rottura con Orban ha deciso di candidarsi contro e ha vinto, tra l'altro con numeri incredibili, che adesso vediamo in pagina. Quindi la caduta di Orban dopo 16 anni, trionfo Magyar, scriviamo la storia. Vedete, l'ex amico del capo che promette adesso battaglia ai corrotti. Peter Magyar appunto è cresciuto all'ombra del capo che solo 2 anni fa, pensate, si è trasformato nel suo peggior incubo, il lancio in un video su YouTube e le accuse di corruzione al regime. Quindi insomma ha detto un po' di verità che circolavano ovviamente, ma che non erano mai state dette in maniera così chiara come in questo caso. Andiamo a vedere proprio come lo racconta, no? Il Corriere della Sera. Il primo banco di prova per il nuovo presidente dell'Ungheria sarà la politica estera. Perché? Perché tutti pensavano che un quinto mandato di Viktor Orban significava un allontanamento definitivo dall'Europa, quindi dalle politiche dell'Unione Europea, quindi tra voglia di Europa e vincoli con Mosca. Ricordiamo, Orban era ed è ancora alleato di Putin, quindi di Putin e di Trump in questo caso. I passi necessari per smontare quella che si chiama democratura. Guardate il Parlamento, ha votato l'80% degli ungheresi, numeri incredibili. Il vincitore, quindi il partito Tiza, che sostituisce ovviamente Fidesz, che è il partito di Viktor Orban, quindi Magyar con Tiza ottiene 138 seggi, significa 2/3 del Parlamento, sono questi in blu, quindi vuol dire che può adesso governare tranquillamente e smontare ovviamente tutto quello che ha fatto Orban in questi anni. Ritorniamo sulle prime pagine per vedere gli altri come raccontano. Eccolo qua, la fine del regime di Orban, questa è la Repubblica. Svolta storica nel voto in Ungheria, dopo 16 anni Peter Magyar è il nuovo presidente, von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, dice il cuore dell'Europa batte più forte, e Lichtstein dice basta sovranisti, avviso a Meloni. E diciamo, qui c'è tutta poi la polemica politica tra destra e sinistra nazionale, italiana, perché la destra non si spiega perché festeggia la sinistra la vittoria di un conservatore di destra, ma questo dico, poi avrai anche gli ospiti per poterglielo chiedere anche tu, Michele. E Iran, vertice fallito, Trump annuncia il blocco di Hormuz, quindi i titoli principali. Sottolineiamo anche questa foto che troviamo in tutte le prime pagine dei giornali. Oggi torna numero 1 Yannick Sinner, dopo aver battuto Carlos Alcaraz nel torneo di Monte Carlo, un ATP 1000 che insomma consacra il tennista italiano, il tennista altoatesino, nuovamente numero 1 al mondo. Andiamo a vedere la stampa nei titoli. Ungheria, l'Europa ed Europa, la caduta di Orban, insomma tutto questo il racconto, sempre Yannick Sinner a centropagina, uno rosso, insomma giocando anche, il titolo gioca con il colore dei capelli e con la posizione nel ranking mondiale del tennista altoatesino, quindi Yannick batte Alcaraz a Monte Carlo e ritorna sulla vetta del mondo. E poi la foto di Donald Trump che non manca mai, falliti i negoziati, Trump diciamo, ordina il blocco navale a Hormuz. Queste notizie che troviamo anche sulla stampa. Andiamo a vedere un po' di quotidiani politici, però prima volevo farti vedere questa notizia che ha sconvolto un po' tutta Italia. Questo lo prendiamo dal gruppo quotidiano nazionale, La Nazione, insomma il quotidiano della Toscana. C'è stata una barbara uccisione di un uomo a Massa, ucciso da un branco. Aveva praticamente intimato dei ragazzi di non lanciare le bottiglie contro delle vetrine. È stato buttato a terra, picchiato e ucciso davanti al figlio di 11 anni. Questa notizia insomma sta facendo già da ieri il giro diciamo, d'Italia, la troviamo su tutte le prime pagine dei quotidiani. Andiamo a vedere un po' di quotidiani politici. Partiamo dai quotidiani centrodestra. Questo è il Giornale.
Finisce l'era Orban, l'Ungheria svolta ma resta a destra, lo sottolinea ovviamente, pur essendo di parte il giornale, trionfa Magyar, ma la sinistra mondiale esulta per la vittoria di un conservatore. Questo è il filo narrativo di tutti i quotidiani politici di centrodestra. Cioè, se la prendono con la sinistra perché esulta per la vittoria. Sì, in realtà il centro-sinistra esulta perché è filo europeista. Filo europeista. Questo diciamo è il non detto, però insomma esultano, questo è il racconto dei quotidiani di centrodestra, pur avendo vinto un uomo di destra. Quindi invece esplode l'ira di Trump, pronto a usare la forza per Orbuz, e qui ci sono le due foto, Trump e Orban, messe in prima pagina sul giornale. Andiamo a vedere... Eccolo qua, Libero, per esempio, guarda come titola: voto in Ungheria, progressisti in tilt, vince la destra, la sinistra in festa. Orban viene travolto dall'ex delfino Magyar, i compagni sognano la spallata a Meloni che si complimenta, lavoreremo insieme. Il leader del Partito Popolare Europeo è una vittoria del centrodestra, quindi lo sottolinea, però insomma è quanto dicevi tu, ovviamente è la lettura corretta, cioè si vince un filo europeista in un momento in cui appunto l'Ungheria, se avesse vinto Orban, avrebbe potuto allontanarsi ancora di più dall'Europa. E qui ancora la foto di Yannick Sinner, vediamo altri quotidiani. Faccio vedere, eccolo qua, il Fatto Quotidiano, che mette da parte le elezioni in Ungheria e si concentra sui negoziati USA-Iran, primo round fallito, il regime è più forte di prima. J.D. Vance lascia Islamabad a mani vuote, niente intesa su Hormuz e uranio, come avete visto poi la reazione diciamo, spropositata di Donald Trump, che adesso se la prende pure con il Papa. Ultimo quotidiano, prima di chiudere questa parte di rassegna stampa, guardate, eccolo qua, il Domani, in Ungheria trionfa Magyar, Orban KO, le destre ora tremano. Dopo 16 anni consecutivi al potere, il premier Magyar ammette la sconfitta, un colpo per Putin e Trump, il leader dell'opposizione verso la maggioranza dei 2/3 in Parlamento, in realtà è già così, abbiamo visto il definitivo, abbiamo fatto la storia, dice qui la foto del nuovo presidente dell'Ungheria. Forse abbiamo tempo per vedere un'altra prima pagina, così, allora vediamo altre due, che così chiudiamo. Eccolo qua, questa è La Verità che apre invece e sceglie di aprire con la cronaca, ovviamente sempre i temi dell'immigrazione al centro della cronaca di alcuni quotidiani come questo. La Verità: immigrato ferisce 6 agenti, il giudice lo lascia in libertà. Quindi da un lato la cronaca che riguarda i migranti, dall'altro ovviamente ancora gli attacchi ai giudici, alla magistratura da parte del quotidiano La Verità. E infatti dopo il risultato del referendum chi sbaglia non paga, sottolinea il giornale. Un Gabbiano con oltre 10 denunce manda all'ospedale poliziotti e carabinieri e semina il panico tra Romagna e Pesaro, come mostra appunto la trasmissione Fuori dal Coro, un'altra trasmissione ovviamente delle reti Mediaset. Condannato resta libero, la toga, aspetto la sua perizia psichiatrica. Quindi non si allenta la tensione, diciamo, da parte di certa stampa contro la magistratura. L'ultimo quotidiano che vediamo è Il Tempo, ancora un quotidiano diciamo, che si definisce indipendente, ma in realtà è un quotidiano di centrodestra. Ma La Tempora apre con i colloqui falliti, con le trattative, con i negoziati falliti tra Iran e Stati Uniti, con lo stretto di Hormuz chiuso, si prepara una guerra d'attrito. Ora l'Europa non può disinteressarsi della sorte dello snodo energetico. Michele, a te la linea. Grazie Luca. Allora, noi adesso facciamo una breve pausa e tra poco avremo in studio Claudio Fava che presenterà il suo nuovo romanzo ambientato in Argentina, Non ti fidare. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentornati, buongiorno Sicilia, con noi Claudio Fava che presenta, per me è un grande piacere, il suo nuovo romanzo, si intitola Non ti fidare, e come vedete l'editore è Fandango Libri ed è ambientato nell'Argentina degli anni della dittatura, dei desaparecidos, più o meno la seconda metà degli anni 70 e i primi anni 80, dove ci furono, come ricorderete, un'ecatombe, ci furono almeno 30.000 morti. Come mai l'idea di occuparti dell'Argentina di quel periodo, Claudio?
Insomma, è un paese che conosco, dove sono stato a lungo da giornalista e che a volte ti propone le storie straordinarie che non riguardano soltanto l'Argentina. Il protagonista di questo romanzo è una donna di 35 anni che scopre improvvisamente il giorno in cui si portano via il padre, lo arrestano, che non è suo padre. Che è un colonnello. Un colonnello in pensione, e i suoi veri genitori sono due piccole foto in bianco e nero che le mostrano nel commissariato. Sono due ragazzi che sono stati arrestati, torturati, ammazzati. Caspita. La madre era incinta. Prima, di essere ammazzata, le è stato tolto dal ventre questo neonato, che è lei, perché anche i neonati in qualche modo erano bottino di guerra per la giunta militare. E quindi il racconto di una donna che scopre, in età assai adulta, non più una ragazzina, che tutta la sua vita è frutto di un inganno. Quindi dall'Argentina passiamo a un tema universale, diciamo, che vale per tutti. Sì, da una parte il trauma di scoprire che si è figli di persone diverse, una cosa terribile. Soprattutto cercare di capire come sia stato possibile non accorgersi. Quello che fa questa donna è provare a guardare il film della propria vita per comprendere se e quali indizi sono stati seminati, questi due genitori attenti, affettuosi, consapevoli, presenti, e poi in realtà che erano un pezzo invece di quella storia tragica che ha vissuto l'Argentina negli anni 70. Non ti fidare, la frase che le affida la madre in punto di morte, negli ultimi momenti di lucidità, dice: non ti fidare mai più. E lei resterà con questa frase in testa fino a quando arrestano il padre e si renderà conto che forse la sua vita è stato un inganno imperfetto e che va adesso un po' riavvolta per capire. Ma la domanda è: si può amare qualcuno che in realtà poi non è esattamente il proprio padre, e anzi ha un orientamento politico e di comportamento opposto a quello dei genitori reali? Questa è la domanda che si fa Stella, la lacerazione di questa donna, Stella, che da una parte dice: questi sono gli autori di una menzogna ignobile che mi ha accompagnato per 35 anni, ma sono anche la donna e l'uomo che io ho amato come una madre e un padre. Quindi cosa prevale? La forza di un sentimento che ha una sua realtà innegabile, o il ragionamento, la logica che vorrebbe il ripudio anche di questa storia d'amore con i propri falsi genitori, per aderire a una storia che per lei è soltanto un dato di cronaca? È una lacerazione autentica. Questa è una storia inventata, ma i ragazzi, tanti, centinaia, che hanno scoperto da adolescenti, da bambini, da adulti, di essere figli di altri, giovani donne, giovani uomini che sono stati ammazzati durante la dittatura argentina e non di coloro che li hanno accuditi come genitori. Questa è una storia reale, ed è una storia che ci interroga anche sulla prossimità del male, su come spesso il male riesca a travestire i panni della normalità. Questo è un padre affettuoso, presente, attento, e al tempo stesso era un ufficiale argentino ben presente, ben consapevole su quello che accadeva in Argentina. Quindi in quegli il anni. regime più 30.000 desaparecidos sono pochi. Lei torna a Buenos Aires, dove ha vissuto molti anni, per tornare a vedere quella città, i luoghi della sua vicenda umana, con uno sguardo diverso, andare a vedere dove è stata tenuta prigioniera, costretta a partorire, poi ammazzata la madre, per capire se le arrivi qualcosa da una storia che per lei era soltanto una pagina lontana di cronache che non la riguardavano più e che invece improvvisamente precipitano dentro la sua vita. Tema inquietante ma altrettanto affascinante. Vorrei farti una domanda sull'Argentina di oggi. L'eredità della dittatura è ancora viva o si è completamente, dissolta? Purtroppo è ancora viva. Il presidente Milei è un negazionista, è un signore che viene da quella tradizione, anche se ben più giovane, appartiene alla generazione successiva, ma ritiene che con quella pagina tragica di storia occorra fare i conti provando a smaltirla senza troppi pensieri, senza troppe preoccupazioni. Va a visitare spesso in carcere i militari che sono tuttora detenuti, facendo presagire che forse ci sarà un provvedimento di grazia. Non è una cosa bella per un paese
che si trova con una ferita ancora aperta, quando tu fai sparire dalla faccia della terra 30.000 ragazzi, persone, è una generazione che viene cancellata. E non era una generazione di terroristi, ma studenti, sindacalisti, di donne e uomini che avevano pensieri un po' storti rispetto al Dio, patria e famiglia, che era il motto della dittatura argentina. Ed è una storia che ha anche una sua attualità, ci fa capire come talune autocrazie oggi possano un po' recuperare lo spirito violento, lo spirito cupo di quei tempi. Insomma, la rassegna stampa che avete letto c'è da un'ampia dimostrazione. Cioè, ti faccio una domanda sull'Ungheria, non c'entra niente, sia chiaro, certo. Non sto parlando di autocrazie, sto dicendo soltanto i risultati delle elezioni, perché alcuni quotidiani dicono ma ha vinto uno di destra e la sinistra esulta. In realtà credo che si tratti dei rapporti con l'Europa più che altro. Sì, infatti il problema non è aver vinto pur venendo da una tradizione di destra, è che Orban aveva costruito un impianto politico e di governo che era fortemente ostile, antagonista all'Europa, fortemente filo-putiniano. Cambia questo, e questo cambiamento non è da poco, che ci fa capire anche che esistono destre e destre, esiste modi di essere conservatori, tenendo conto però di alcuni valori fondanti, come quello per esempio che raccoglie l'Unione Europea come non soltanto una somma di nazioni e di bandiere, ma come un progetto politico comune. In questo il successore di Orban fa capire che l'Europa continua ad essere una stella polare importante per l'Ungheria, e questo è un cambio di passo fondamentale nella storia dell'Ungheria. Ancora una domanda, ricordando che Claudio Fava ha appena pubblicato Non ti fidare, Fandango Libri. Inevitabile un pensiero su tuo padre, che viene ricordato costantemente. Anche recentemente ci sono state manifestazioni e hanno ricordato un altro giornalista che è stato ucciso dalla mafia francese. Mario Francese. Sì. Sì, È un segno positivo questo? È un segno positivo non tanto ricordarli, perché erano 100 anni alla loro nascita, quanto ricordare il modo in cui fecero i giornalisti. Perché mi sembra che soprattutto c'è una generazione di giornalisti che continua a nutrirsi anche dell'esperienza, del lavoro, della dimensione etica che quel giornalismo ha dimostrato. È un ponte importante, non è soltanto ricordare chi è morto, ma ricordare come sono vissuti. Tu hai detto in una intervista che abbiamo anche mandato in onda noi, raccontare, questo è un po' quello che deve fare un giornalista siciliano. Che deve ricominciare a fare. Si è perso un po' il gusto del racconto, cioè un'informazione nelle forme, nei contenuti molto più rapida, spesso pattina in superficie. Bisogna trovare il gusto del racconto, ma per raccontare bisogna trovare il gusto dello sguardo. Se tu impari a guardare, ad ascoltare, a usare i tuoi sensi, a camminare anche lentamente dentro le storie che ti vengono incontro, le sai raccontare bene, e se le racconti bene fai un buon giornalismo. E questo è l'insegnamento che viene da Pippo Fava, che viene anche da te, ma dentro una realtà che è completamente diversa ormai, che noi siamo circondati, per non dire di più, dai social, dove gente che vive nella frazione di secondo, io vedo quando vado in giro gente che scatta foto a schiovere, come si suole dire, cioè ogni 2 secondi, su banalità assolute. No? Certo, però poi quello che ti permette di andare un po' oltre, che ti fa ragionare di più, non è lo scatto della fotografia, ma è il racconto che attorno a quella fotografia costruisci. Cioè, alla fine ciò che ti nutre di un giornale è un buon articolo attento, anche lungo ma, come dire, puntuale, informato, che coglie anche l'aspetto umano della storia che racconta, più che la somma dei titoli, perché la somma dei titoli, diciamo, ti accontenta sul momento. Sai che cosa è accaduto, ma se vuoi capire le ragioni profonde di quello che è accaduto, forse ti serve leggere un po' di più e quindi scrivere un po' di più. Quindi abbiamo ancora speranza dei giornalisti professionisti? Dipende da noi, insomma. Se abbiamo ancora voglia di raccontare, lo spazio c'è. Dei giornali non potremo fare, per fortuna, mai a meno. Claudio, tu sei stato presidente della Commissione regionale antimafia, attualmente quali sono i tuoi impegni? Scrivo, adesso è uscito questo libro che sto accompagnando da un paio di settimane in giro in Italia,
Sto lavorando a una sceneggiatura di un film che dovrebbe uscire l'anno prossimo, c'è un progetto teatrale con lo stabile di Catania ed altri stabili che dovrebbe vedere la luce a marzo del prossimo anno, insomma diversi progetti tutti legati alla scrittura, che alla fine resta non tanto un mestiere quanto una necessità e una vocazione al tempo stesso, perché anche la scrittura io credo sia un modo decoroso per fare politica, cioè per lasciare qualche segno di te, delle tue idee, dei tuoi sguardi, ed è anche la mia vita. Insomma, io sono nato facendo questo mestiere, per me la scrittura è il senso di quello che ho fatto per tutta la vita. Grazie, complimenti quindi a Claudio Fava, grazie per la sua partecipazione e illustrazione. Vi ricordo Non ti fidare, editore Fandango Libri, Claudio Fava. In bocca al lupo per le tue prossime presentazioni. State con noi, buongiorno Sicilia, tra poco altri argomenti. Il Salone dell'Orientamento, è importante questo per i ragazzi che si iscrivono all'università, magari non hanno una vocazione così decisa, però è importante avere un orientamento anche per un futuro, per poi decidere che cosa fare come lavoro e trovare in Sicilia, senza andare via, il lavoro. Buongiorno Sicilia, state con noi. Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì transiterà una perturbazione che coinvolgerà principalmente il centro-nord e parte della Sardegna. Localmente saranno di forte intensità. Meglio invece la situazione sul resto del nostro paese. Diamo uno sguardo in Sicilia, dove l'alta pressione dominerà la scena meteorologica. Una giornata stabile e ampiamente assolata con cielo sereno e terso. Al più di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Clima ancora mite con temperature massime localmente fino ai 25-26 gradi. Per la giornata di martedì inizialmente il contesto sarà stabile, ma poi transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni anche piuttosto diffusi e localmente di forte intensità. Le temperature massime localmente tenderanno a perdere qualche grado. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione, lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione, con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. Siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un click. Siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo. Buongiorno Sicilia, due ospiti con noi, la professoressa Violetta Bruno, benvenuta, responsabile del progetto WI, poi ci spiegherà cos'è, e il professor Cosimo Fortuna, delegato del rettore per l'orientamento. Buongiorno. Loro sono qua e noi siamo felici di accoglierli perché da domani a venerdì a Catania, all'Università Vero, c'è il Salone dell'Orientamento, 4 giorni per scegliere il futuro. È importantissimo perché, abbiamo detto prima, tanti ragazzi, io mi ricordo all'epoca, vogliono andare all'università ma non è che siano poi convintissimi. Allora sapere orientarsi, essere aiutati da personaggi come voi è importante sia per il tipo di studi che poi si dovrà fare, sia per vedere se ci sono opportunità di lavoro, soprattutto in Sicilia, che è la cosa più importante. Perché si chiama progetto WI, professoressa? Allora, WI è l'acronimo ovunque da qui, che è lo slogan che l'Ateneo di Catania da alcuni anni sta che portando vuol dire sì avanti. in francese. Vuol dire sì, era proprio sì, era esattamente questo, proprio in senso assertivo sin dall'inizio l'acronimo è nato per questo. È un progetto finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito dei fondi PNRR, uno dei progetti finanziati in Italia agli Atenei, agli AFAM italiani, che ha come obiettivo appunto quello di portare ragazzi, guidare ragazzi nella transizione scuola-università, far capire ai ragazzi che la scelta dell'università è importante per loro, importante per le loro famiglie, ma soprattutto è importante una scelta consapevole, perché così come nella scuola anche nell'università viviamo in parte gli
abbandoni, proprio per una scelta sbagliata dei ragazzi, spesso attratti da una professione, ma a una professione si arriva seguendo un percorso di studi che non sempre guida. C'è anche l'università. Sì, comunque più che altro, più che abbandonare l'università, si vede un trasferimento da un percorso di laurea ad un altro. E quindi, professor Fortuna, Cuscatani, dove si svolge e come si svolge? Chi ci sarà, insomma, a orientare i giovani, come ha appena detto la professoressa? Il salone si svolgerà, come diceva lei, dal 14 al 17 quindi al CUS. Da domani a venerdì. Esattamente. Okay. Diciamo che la novità di quest'anno è non soltanto un orientamento in ingresso, come spiegava la mia collega giustamente, ma anche un orientamento in uscita, perché è corretto, è volontà del rettore che si resti in Sicilia giustamente a studiare, e quindi è giusto presentare l'offerta formativa, diciamo, anche in itinere e in uscita, quindi quelle che sono le nostre lauree magistrali, dottorati di ricerca, piuttosto che le scuole di specializzazione, piuttosto tutti i contatti che l'università ha con le aziende partner. È stata da poco fondata dal rettore una fondazione che mette insieme grandi imprese del territorio e non, proprio per convalidare questa interazione continua fra l'Ateneo e comunque il mondo delle imprese. Quindi è importante mostrare. Dite, saranno presentati 17 dipartimenti, ma che sono le vecchie facoltà? Come sono i dipartimenti adesso? Allora, in realtà le facoltà non esistono da noi da un po' di anni e quindi il potere è stato suddiviso. Sì, ma anche noi siamo reduci e figli di facoltà. Old wave, esatto. E quindi ci sono i dipartimenti che hanno preso i poteri, quindi tutti i vari dipartimenti che lei si ricorda come facoltà sono dipartimenti di giurisprudenza, clinica, sono 17 a Catania, sono notevoli come numero, cioè un'offerta molto importante. È un'offerta molto importante, tra l'altro parteciperanno anche le strutture didattiche speciali di Ragusa, Siracusa, la scuola superiore, ma quest'anno ospitiamo anche l'AFAM, ospitiamo anche il liceo musicale, quindi insomma abbiamo effettivamente un'offerta formativa importante, e in più durante il pomeriggio i ragazzi avranno modo di frequentare i laboratori all'interno del progetto, perché questo progetto ha messo lo studente al centro dell'attenzione. I ragazzi hanno scelto personalmente i laboratori da seguire, quindi non si muovono come gruppo classe, ma singolarmente sulla base delle proprie scelte. Ma i laboratori sono dove sono? Sempre all'interno della cittadella universitaria. Quindi dove bisogna andare? Se io sono incuriosito, non io, ma sì, certo. Mia figlia volesse andare, dove va? A Piazza Università? Alla Cittadella. Alla Cittadella. Sì, proprio alla Cittadella. Dicevate, le aziende come partecipano a questo progetto? Le aziende partecipano ospiti durante le mattinate a fianco dei dipartimenti, quindi ogni dipartimento col proprio stand avrà a fianco una serie di aziende che si alterneranno vicendevolmente durante i giorni e che presenteranno la loro interconnessione con i dipartimenti. In più ci sarà il 15 pomeriggio, quello che noi chiamiamo Career Day, dove le aziende faranno colloqui one to one con i nostri studenti UniCT che cercano lavoro, quindi si sono candidati, abbiamo aperto nei tempi giusti una candidatura presentando le vacancy delle varie imprese. Cioè le opportunità di lavoro, esatto, mi perdoni, le opportunità di lavoro, e a quel punto i nostri studenti si sono potuti candidare presentando il loro curriculum vitae per ricoprire eventualmente queste eventuali posizioni lavorative nelle aziende, e faranno in quel pomeriggio colloqui one to one con i rappresentanti delle singole questo aziende. è molto importante e molto bello, perché abbiamo registrato giovani, abbiamo visto nei giorni scorsi quelli coi trolley, eccetera, che dicono no e così via. Senza entrare troppo nel merito, ma quali sono i dipartimenti che garantiscono maggiore opportunità di lavoro? Si può già accennare qualcosa? Allora, una domanda un po' scomoda, no. Allora, sicuramente toccherà poi, naturalmente, non voglio anticipare i 4 giorni di orientamento che ci saranno. No, va bene, l'offerta formativa è varia, sarà presentata tutta quanta, non facciamo questo tipo di differenza rispetto alle opportunità di lavoro, perché io parto sempre dal presupposto che le opportunità ci sono per tutti i laureati, molto dipende dalla personalità
dei candidati, perché molti ragazzi essenzialmente o perché timidi o perché non in grado di esprimere quello che realmente hanno magari e potrebbero offrire ad un'azienda pubblica o privata che sia, tante volte si bloccano. Quindi io direi che le opportunità di lavoro ci sono per tutti i percorsi di laurea, sicuramente alcuni anche rispetto al nostro territorio abbiamo delle aziende importanti nell'ambito dell'elettronica, quindi sicuramente l'ingegneria, la fisica, l'informatica hanno in questo momento storico e nei prossimi anni un'opportunità in più, ma questo non toglie nulla perché abbiamo avuto modo di scoprire tantissime piccole e medie realtà nel territorio siciliano che offrono veramente importanti opportunità. Di che genere, professore, queste medie e piccole realtà? Ma veramente spaziano, alcune volte siamo rimasti, come diceva la collega, veramente stupiti dal fatto che offrono opportunità di lavoro in tutti i campi, dal campo agroalimentare piuttosto che tenga conto che nelle aziende di qualsiasi genere sia, per esempio la figura come il laureato in economia per garantire, insomma, dal livello manageriale al livello di rendicontazione finanziaria è sempre richiesto. Quindi diciamo che la trasversalità delle richieste, a prescindere dal know-how base delle aziende, è comunque presente. Quindi mi accodo assolutamente a quello che diceva la mia collega, perché diciamo che la differenza la fa esattamente la persona che si candida, era quello che secondo me è concorde in pieno con... Ma allora la domanda è, voi li trovate, adesso senza voler fare processi a nessuno, li trovate preparati da questo punto di vista? La scuola è in grado di fare quello che voi vi aspettate? Dare personalità, è bello sto concetto, perché non è tanto diffuso, che tra gli insegnanti delle scuole superiori dovrebbero scriverselo, dare personalità, favorire la formazione della personalità. Sì, per in qualche modo sviluppare anche quelle competenze trasversali negli studenti, io direi proprio di sì. In questi anni abbiamo avuto modo di interloquire con tantissimi colleghi che insegnano nelle scuole dei diversi ambiti, proprio perché il progetto è stato aperto a tutti gli ambiti ed effettivamente sì, la scuola è cambiata tanto rispetto a quando la frequentavamo noi, su questo non c'è alcun dubbio, però io credo che sia cambiato in meglio, dà tante opportunità ai nostri ragazzi, non è più una scuola statica, è una scuola molto dinamica, quindi permette anche ai ragazzi di esprimere e di potersi anche mettere in gioco in attività che una volta noi non prendevamo nemmeno in considerazione. E il territorio risponde bene? Sì. Assolutamente sì, le dicevo, risponde bene sotto tutti i punti di vista, sia il territorio dal punto di vista delle scuole che sono attentissime alla partecipazione al progetto e quindi verranno numerosissimi, già noi abbiamo più o meno contezza della moltitudine di studenti che verranno. Quanto prevedete? 25.000 almeno. Consideri che quest'anno hanno aderito oltre 26.000 studenti al progetto. Beh, meraviglioso. Da tutta la Sicilia, anche la Calabria. Sicilia, esatto. Anche la Calabria, questo è fantastico. E riuscite scusi la parola, a smaltirli in 4 giorni? Ce la farete? Sì. Abbiamo aumentato già di un giorno proprio per permetterci lo smaltimento. Ci sarà una grande folla. In bocca al lupo, complimenti. Eccolo qua. Salone dell'orientamento, voi lo vedete là sullo schermo in alto oppure qui, ecco, me lo rileggo anch'io, 14 vuol dire domani fino al 17 alla Cittadella, siamo a Catania, vedete sotto tutti quelli che aderiscono, c'è anche la bandiera dell'Europa che non guasta e comunque arrivano non soltanto da Catania, arrivano un po' da tutta la regione. E questo è qualcosa che funziona e che è estremamente positivo. Complimenti, buon lavoro. Grazie. Professori. Grazie. Noi adesso facciamo una breve pausa e poi purtroppo ci dovremo occupare della sciagura sul lavoro che c'è stata a Palermo. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia e i 2 operai morti sul lavoro a Palermo precipitati da una gru sono di origine immigrati e avevano 50 e 41 anni, erano in perfette condizioni di salute e a quanto risulta non avrebbero avuto contratti regolari. Questo poi lo accerteremo fra un momento, tra poco andremo a Palermo.
Questo riapre non soltanto la tragedia dei morti sul lavoro, ma per cui oggi ci sono 3 importanti assemblee di CGIL, CISL, UIL e delle organizzazioni dei sindacati confederali a Palermo e uno sciopero con sit-in dell'OSB, che è un sindacato di base autonomo. Dicevo, questioni di sicurezza sul lavoro, contratti naturalmente, ma anche gli ispettori sul lavoro che mancano. Da quello che risulta, secondo fonti di stampa, ce ne sarebbero in Sicilia 45 sui 300 che sono necessari. Ma adesso tutto questo lo verificheremo in diretta con il nostro Marco Gullà e il suo ospite. A te Marco, e vai Palermo. Buongiorno Michele, sì, siamo in via Ruggero Marturano, lo vedete insomma alle nostre spalle, il luogo, il teatro della tragedia purtroppo che ha scosso ancora una volta insomma il mondo del lavoro a Palermo venerdì, con questo incidente che ha purtroppo insomma tolto tra virgolette la vita a due operai insomma che, come ci hanno raccontato anche le mogli, lavoravano, loro insomma sostengono le famiglie che insomma avevano un contratto, direi insomma però di partire da altro, di partire dal lavoro che fa la CGIL Palermo. Noi abbiamo qui Piero Ceraulo, della filiale, segretario regionale della filiale CGIL Palermo, provinciale della filiale CGIL Palermo, che oltre ad essere segretario, oltre ad essere sindacalista, Michele, è un cittadino che controlla i cantieri, che fa delle foto, è un attento sul territorio. Davvero mi ha colpito molto insomma sul cellulare alcuni documenti insomma che lui ha, e davvero il lavoro dovrebbe essere fatto come lo fa Piero Ceraulo, perché tu facevi cenno a un numero, ovviamente la mancanza di ispettori. Sì, probabilmente Piero, se ci fossero più ispettori sicuramente si eviterebbero tanti incidenti. Sì, io intanto buongiorno a tutti, vi ringrazio perché comunque è necessario che si continui a tenere alta anche l'attenzione su questi temi. Quanto accaduto venerdì a Palermo di nuovo ci fa capire che c'è una mancanza di controllo e una disorganizzazione di alcuni cantieri che vengono realizzati in città, proprio perché si guarda spesso alle economie, si tende a velocizzare alcuni processi e quindi poi il risultato è che noi ci ritroviamo una disorganizzazione che unita ad una mancanza di controllo capillare determina appunto assenze di regole e norme sulla sicurezza che purtroppo venerdì ci hanno di nuovo consegnato un triste epilogo, che è quella della morte di due lavoratori che al momento noi, essendo il sindacato delle costruzioni, abbiamo anche la possibilità di verificare se i lavoratori fossero transitati all'interno del sistema delle costruzioni, e purtroppo da venerdì noi abbiamo controllato ma non vi è traccia dei lavoratori nel mondo dell'edilizia. Questo come a dire che o probabilmente avevano un'altra tipologia contrattuale o, come si era detto, poi magari subito dopo smentito, di una invece condizione di irregolarità. Il tema però per noi è quello che sui cantieri, nelle attività edili, va applicato il contratto all'edilizia, proprio perché negli anni come organizzazioni sindacali abbiamo puntato e abbiamo posto l'attenzione rispetto a quello che è il tema della formazione nei cantieri. Quindi persone che salgono e che si arrampicano e fanno lavorazioni in quota devono essere formati, devono capire e conoscere quali sono i rischi, e quindi nella complessiva organizzazione poi dei cantieri con ruoli e mansioni è chiaro che ci deve essere una sinergia, e questo dovrebbe consentire di fare poi le lavorazioni in sicurezza. Questo non è accaduto. Oggi inizieremo delle assemblee importanti nei più grandi cantieri edili, perché il nostro obiettivo è quello di mobilitare un'intera comunità. La città di Palermo deve, insieme alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di spontanei cittadini, gli studenti, i collettivi, chiediamo l'aiuto di tutti e tutte, perché è necessario che questo tema, il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro venga affrontato con serietà, vengano in qualche modo messi a terra delle risposte concrete. Noi presenteremo appunto una piattaforma con dei 4-5 punti semplici, immediati e fattibili, e quindi chiederemo al governo regionale che intervenga immediatamente. Intervenga immediatamente, anche perché, Piero, siamo a quasi 2 anni da un altro incidente che ha poi sconvolto la Sicilia, quello appunto di Casteldaccia.
mobilitazioni, numeri, dati di fatto, però ogni anno purtroppo, lo dobbiamo assolutamente dire, piangiamo dei morti. Tra l'altro la Sicilia è maglia nera per gli incidenti sul lavoro. E Palermo purtroppo sta registrando un trend del 2026 con più di 5 operai morti sul lavoro, quindi su questo veramente non possiamo come cittadini accettare una condizione del genere. Voi immaginate le famiglie, veniva citata poc'anzi appunto la strage di Casteldaccia, ma potrei citarvi purtroppo, ahimè, tanti altri infortuni mortali sul lavoro, come quello di Mario Cirincione a Campofelice o come quello di Giovanni Ignoffo in via Ugo La Malfa, con una situazione anche simile. Cioè, voi immaginatevi che a distanza di 2 anni non si sono neanche avviati i processi, non c'è un responsabile, non si capisce perché siano andate così le cose nei luoghi di lavoro. Quindi immaginatevi anche la rabbia da parte delle famiglie che, nonostante abbiano in qualche modo visto, diciamo, queste tragedie davanti ai loro occhi, hanno un ulteriore colpo rispetto al fatto che non sanno chi è poi il responsabile. Certo. Quindi veramente una situazione Marco, non più accettabile. Ecco, permettimi un intervento. Io alle tue spalle non vorrei fare del voyeurismo, perché qui la situazione è molto seria e drammatica, però intravedo alle tue spalle una gru. Vorrei sapere se è quella dove è avvenuta la caduta mortale e se ce la fate vedere, perché è talmente incredibile che siano caduti da quanti? Da 20 metri questi 2 lavoratori, e loro lavoravano, non facevano niente, non facevano gli equilibristi, erano al lavoro. Ecco, questa è la gru. Marco, se riesci a alzarla ci fai vedere. Ecco, alza l'inquadratura, perfetto. Vedete? Cioè è incredibile che si possa cadere da quella altezza senza avere una protezione, perché è evidente che non avessero protezione, è così? Sì, purtroppo Michele, insomma, sì, ti confermo che questo ovviamente è la gru, siamo in via Marturano, abbiamo anche indicato il punto dove purtroppo questo braccetto si è piegato e che poi insomma ha praticamente fatto crollare la gru. Ci deve essere stato... Mi senti? Sì. Sì, Ti dico sì. anche, Michele, che insomma la tragedia, lo confermiamo anche con Piero Ceraulo, poteva avere dei contorni ancora più gravi, perché come vedete insomma questo braccetto è crollato proprio su questo negozio, su questa attività. Il collegamento va e viene, scusate. Sì, senti? Sì, vai avanti. Praticamente ha attutito praticamente la caduta insomma, ha attutito una tragedia ancora dai contorni più gravi, Piero. Sì, purtroppo questa è la dinamica davanti a tutti, come è accaduta. Ripeto, non siamo sicuramente tecnici, ci saranno degli esperti che potranno definire anche delle dinamiche rispetto, che so, al posizionamento della gru durante la fase di sollevamento del cestello. Non si vede purtroppo neanche traccia di anche dispositivi di aggancio sul cestello, quindi comunque tante cose che hanno la necessità di avere una chiarezza, perché come dicevo all'inizio in premessa è il modello organizzativo di cantiere che è venuto meno in questa dinamica. Michele. D'accordo, grazie. E Marco, nel corso del telegiornale alle 13.30 ti prego di darci tutti gli aggiornamenti sulle iniziative che faranno i sindacati confederali. Sì, assolutamente, Piero appunto ce l'ha confermato. Qui, Michele, ci saranno delle assemblee, ci sarà una mobilitazione abbastanza importante. Non siamo ancora in grado, insomma, di darvi una data, però sicuramente nei prossimi giorni, tramite anche i nostri notiziari, saremo più chiari su questa data appunto di sciopero, di mobilitazione da parte dei sindacati. Grazie Marco, la solidarietà e il ringraziamento a Piero Ceraulo, segretario regionale Filea CGIL, che è proprio la categoria dove i lavoratori purtroppo sono morti. Adesso cambiamo completamente argomento, come facciamo di solito, passiamo all'oroscopo e dopo ci sarà Marco Amato, naturalmente. State con noi. Ecco Marco Amato, ti vogliamo vedere. E là, oggi splendido, splendente. Ciao, buongiorno. Per iniziare bene la settimana, quindi oggi vi racconto, caro Michele, di un
non anniversario, un po' perché è passato un po' di tempo, quindi il favoloso mondo della musica, del cinema e tutti quanti riecheggiano il bel tempo che fu, e lo fa anche il nostro italianissimo Zucchero, Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, proprio perché, come dichiarò a Sanremo, il perché di questo nome era perché da piccolo ispirava tenerezza e quindi lo chiamavano Zucchero. Quindi cosa accade? Uno dei suoi grandi successi tra i più iconici, ovvero Baila, Under the Moonlight, Balla Morena per intenderci, compie 25 anni e proprio per festeggiare questo meraviglioso traguardo di questa hit intramontabile, ecco che inizia un tour meraviglioso che vedrà 6 città coinvolte festeggiare lo successo che rimasa. Ebbene, allora, cosa accade nel cielo? Zucchero è del segno della bilancia. La bilancia si trova tu per tu in questa fase zodiacale con l'opposizione di Marte e Nettuno, che inizia proprio oggi in maniera congiunta, per poi vedersela con Saturno, Sole e tra poco anche con Mercurio. Una bilancia che non può più tardare nel mettere davanti i propri obiettivi, le proprie possibilità e scegliere ancora una volta qual è la sua strada. I segni d'aria sono i più decisionisti, quindi Gemelli, Bilancia, Acquario. Ma nello zodiaco come inizia la settimana zodiacale? Luna che parte dall'Acquario per poi arrivare a essere più, dopo metà mattinata, più dolcemente in Pesci. Si realizzano quindi dei sogni per alcuni segni zodiacali. Quali? Vediamolo un po'. Ariete, per voi oggi inizia nel vostro cielo zodiacale la congiunzione Marte-Nettuno, quindi la forza e l'emotività si fondono, quindi azioni un pochino confuse, convulse, ma sicuramente motivate da quel sesto senso che vi porterà lontano. Toro, per voi è una giornata splendida, iniziate benissimo la settimana perché la bella Venere con un bel sestile a Giove e la Luna dolcemente compatibile vi portano a essere romantici, dolci e inaugurano una settimana poco versata sul pratico ma molto molto sui sentimenti. Gemelli, per voi la settimana inizia in una maniera un pochino confusa, non solo per la congiunzione Marte-Nettuno ma perché la Luna saltando in Pesci vi crea un pochino di ansia e di confusione. Oggi avete bisogno di tenerezza, ascolto e affetto. Cancro, per voi oggi la luna è splendida perché dopo che in mattinata salterà in Pesci sarà un bellissimo trigono e sarà potentissima anche perché in serata si legherà a Giove, un Giove che vorrà essere molto espansivo e munifico, quindi ottima fortuna non solo nei sentimenti ma anche negli affari. Leone, i trigoni che vi arrivano dall'Ariete sono poderosi, voi tornate in pista decisionisti con una motivazione in più. Da oggi cambia qualcosa nella vostra vita e voi nutrite nuove speranze per stare meglio e ce la farete. Vergine, oggi una bella sorpresa inaugura la mattinata per voi della Vergine che avete trascorso un weekend stupendo e che fa iniziare una settimana all'insegna della coesione familiare ma anche e soprattutto con un rapporto con gli altri che ora va comunicato in maniera diversa. Bilancia, come detto prima, che per voi che siete un po' protagonisti di questo cielo zodiacale con l'opposizione di Nettuno e Marte, oggi seppur volentieri dovrete fare delle scelte che segnano anche delle fine collaborazioni, dei fine trattamento lavoro o la fine a volte anche di qualche relazione. Scorpione, per voi oggi la luna di Trigono, quando sarà in Pesci, sarà meravigliosa perché vi porta amore e passione e finalmente si realizza un desiderio affettivo. Sagittario, per voi sono possibili un po' tutti i desideri proprio perché i trigoni potentissimi che stanno in Ariete vi aiuteranno a realizzarli in barba a un Giove che in autunno vi promette di essere di nuovo amico ma che per adesso latita facendovi andare senza direzione ma a cavallo del vostro istinto che non sbaglia mai. Capricorno, luna meravigliosa per voi oggi pomeriggio perché parla d'amore, di sentimento e di dolcezza, mentre Marte e Saturno discutono di un'azione lavorativa su cui dovete essere un pochino più cauti e diplomatici. Acquario, a volte capita anche a voi di avere degli abbagli, per cui oggi cercate di essere lucidi e razionali e di rimanere coi piedi per terra anche se siete il segno della fantasia, poiché la Luna e Marte e Nettuno potrebbero oggi farvi vedere le cose come non sono, non esagerate.
Pesci, per voi oggi è una splendida giornata, la luna arriva nei vostri gradi e fa vibrare un Mercurio che ancora una volta ricerca emozione e comunicazione. E detto questo, auguro a tutti una splendida settimana. Buongiorno Michele, buongiorno Sicilia. Buongiorno Marco, buongiorno a te, adesso rientriamo in studio. Non ho il microfono? Luca, non hai il microfono, mi dicono che ti sei dimenticato il microfono. E non so cosa fa, come si dice. E allora le speculazioni sulla stampa le rinviamo a domani e chiudiamo qui. Buongiorno Sicilia. Buongiorno a tutti, buona giornata, ci rivediamo alle 13:30.